Poi ci si nasconde dietro la privacy, dietro la libertà delle persone, ma qui c'è un problema di salute pubblica, c'è un'emergenza che dura ormai quasi da 2 anni. Quanti migliaia di morti abbiamo avuto? Punto di domanda. Quanto dovremo andare avanti ancora con questa incertezza? La ripresa economica è in atto, mettiamo a rischio la ripresa economica. Il caso del focolaio tra gli stagionali della vendemmia solleva ancora una volta il problema dei lavoratori stranieri non vaccinati, soprattutto quelli provenienti dall'est Europa. Il presidente di Unioncamere Veneto torna a chiedere con urgenza un intervento del governo introducendo l'obbligo vaccinale. Nel frattempo, continua Pozza, serve un controllo da parte dei titolari con tamponi all'arrivo di questi lavoratori. Io mi auguro che questo, tra virgolette, serva da esempio, che se ci sono lavoratori stagionali che arrivano da paesi dove non c'è molta volontà di vaccinarsi per vari motivi, che ci sia almeno l'imprenditore, l'azienda che faccia dei tamponi per capire insomma se questi sono portatori o no. Sulla questione interviene anche la CGIL di Treviso. Noi chiederemo un incontro in prefettura per fare il punto della situazione e per capire quali possibili soluzioni ulteriori potranno essere attivate rispetto ad un caso che purtroppo non crediamo sarà l'unico, anche se ce lo auspichiamo. Un problema, quello dei non vaccinati, che è trasversale, sottolinea il sindacato, e riguarda non solo lavoratori ma anche imprenditori. Purtroppo in queste ore ci stanno arrivando diverse chiamate da parte di lavoratrici e lavoratori che si trovano nella condizione di capire cosa succederà a loro dal 15 di ottobre avendo un datore di lavoro Novax che minaccia di chiudere l'azienda e trasferire tutto in un paese fuori dall'Italia.